Presa al volo Sabrina Guarnieri, la nostra amica di Adria, una delle persone più simpatiche, agguerrite e preparate del suo settore che conosco. E naturalmente la ringraziamo per essere disponibile per questa presa al volo e naturalmente la chiamiamo perché abbiamo visto oggi su Facebook Adriotta dell'anno, vincendo veramente con percentuali bulgare contro il sindaco Omar Barbierato. Ma questa è un'altra storia, e dirà che era una simpatica provocazione anche di amici nostri Sì, comuni. Allora Sabrina, esatto. Grazie. perché ti chiamiamo? Perché naturalmente tu rappresenti sicuramente una delle persone più critiche, ma giustamente anche in positivo, di Adria. Notiamo e ascoltiamo tutti i tuoi post che sono spesso pungenti, ma sicuramente che rappresentano un malessere che c'è sia ad Adria sia nel Polesine e a livello nazionale. E poi perché rappresenti in maniera veramente ottima un settore che è il settore ristorazione barra settore bar, essendo tu titolare di Pozzo dei Desideri, un bar che ormai decano, non so quanti anni, adesso me lo dirai tu quanti anni è che siete 29. ecco, e dopo 30 anni puoi decisamente spendere una parola. E quindi la domanda è questa. Dal tuo punto di vista, cosa sta facendo la nazione, cosa sta facendo anche l'amministrazione per il vostro settore e dov'è che secondo te si sta sbagliando? Cominciamo con il comune. Cos'è che ha fatto, non ha fatto, ha sbagliato la vostra amministrazione per voi ristoratori? Cosa ha fatto? Non saprei perché fondamentalmente a fine i rifiuti sono anche aumentati, anche se leggermente, perché come si è andati in piazza in aprile per chiedere una riduzione dei rifiuti, l'occupazione solo pubblico, alla fine il governo ci ha regalato l'occupazione e il comune ha leggermente ritoccato la tassa sui rifiuti, che secondo me è una cosa vergognosa con il periodo che stiamo vivendo, perché veramente sarà una mazzata, è dura, è molto dura, molto 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 dura sopravvivere a sta batosta che siamo costretti a vivere un po' tutti, perché in realtà ci sono dei settori ancora messi molto peggio di noi, tipo spettacolo, la musica, tanti altri. Ecco, E questo a livello comunale, a livello di, secondo me, riassunto in due parole, il governo ci sta dando ammazzata, il comune li aiuta. riesci a stimare più o meno che perdita avete avuto in generale voi commercianti di questo settore? In questo ormai un anno, ricordando che il 9 di marzo è un anno esatto dal primo lockdown. Oddio, a Spane io vedo sicuramente ci sono settori che sono meno 80% e se qualcuno fortunato è meno 50%, credo. Dopo qualcuno può aver aumentato, tipo le pizzerie da sport, sicuramente qualcuno ha anche aumentato il fatturato, però secondo me la ristorazione e il bar è una perdita dal 60 all'80-90%, linea di massima. E secondo te quanti poi Secondo me. al 31, sì, secondo te al 31 marzo in quanti riusciranno ad aprire? Dico il 31 marzo perché secondo me un'altra data importante è quando finiranno gli obblighi di non licenziare, effettivamente tante aziende che adesso non possono chiudere saranno costrette a chiudere, o sbaglio? No, non sbagli. E dopo, a meno che non proroghino. Però questa è una cosa che avevo previsto già, dopo lo sai che sono anche un po' magra, un Lo so. po' il dono di lungimiranza. Queste cose le avevo detto già in aprile in piazza quando sono scappata alla manifestazione piangendo, urlando, perché vedevo una cosa brutta, secondo me si stava preparando i regionali, che tanti non si sono ancora reso conto che perderemo il 70-80% di posti di lavoro nel giro di pochi anni, secondo me. Sarà una disfatta. Chi sopravviverà chi ha le spalle forti, chi non ha debiti, chi ha i muri di proprietà, chi ha come si dice, un proprietario di immobile che magari tiene in conto quelle spese, tipo che dire vabbè, sto mese ti sconto l'affitto, te lo faccio pagare a metà, sospendo la fattura. In quel senso qualcuno con le spalle forti purtroppo sopravviverà, ma verrà fatta sarà una disfatta secondo me, Leandro. Ecco, tu fuori onda mi hai detto un discorso che molti che molti approvano, qualcuno lo cita come complottismo, però effettivamente dici, ho paura che ci sia un progetto sotto per indebolire uno Stato come l'Italia, che era ed è uno degli Stati più importanti della Comunità Europea,
ma che dopo questa mazzata sicuramente dovrà rivedere le sue posizioni. Tu quindi pensi che ci sia un progetto per questo si parlava prima, però se parliamo di Europa, io so per certo, anche se tanti dicono che non è vero, che comunque ai miei colleghi in Francia e in Germania stanno arrivando aiuti in percentuale del danno fatto. Sì. No, a noi è arrivato il 25% in maggio credo, del fatturato dello scorso anno. In novembre dicono arriverà al 150-200%, ma non del fatturato, del 25% di maggio, per cui siamo al 50% di maggio. A me basterebbero che mi dessero il 50% del mese di dicembre dell'anno scorso, perché dicembre per il 90% del mio settore è uno dei mesi più lavorativi dell'anno, per cui aver perso sto mese qua è un grosso danno, perché dicembre era il mese che pistolevava un po', dopo settembre, ottobre, novembre, che sono mesi abbastanza calmi, poi hai gennaio, febbraio, marzo, ti ripili un po' a Pasqua di solito, e per cui aver perso dicembre è un gran danno. Parlano del 200%, ma in realtà è sempre il 50% del fatturato del mese di maggio, e sono briciole per le spese che dobbiamo affrontare, perché comunque, per carità, adesso io ho spento un congelatore, ho spento un frigo, ho spento un altro motore, però le bollette invece da 500 o 600 euro ti arrivano di 400. Sì, non è calato il 100%. In Italia abbiamo dei costi di gestione allucinanti. Perfetto Sabrina, tu sai che abbiamo i tempi del web, quindi dobbiamo stare proprio stretti, e naturalmente ti ringraziamo per la tua disponibilità. Un'ultima domanda: il giorno 15 ci sarà una manifestazione, o meglio un gruppo di commercianti hanno già stimato che sono già 15.000 che hanno aderito a questa idea di io apro, nel senso di tenere aperto nonostante le chiusure da zona arancione o zona rossa. Può servire secondo te, o se manca una coesione al 100% non conta niente? Secondo me dovevamo farla prima, molto prima secondo me, perché adesso siamo già un po' chinati, adesso abbiamo già mani e piedi legati, anche perché loro si attaccano sulle leggi della pandemia, perché potrebbero anche darci tentata strage, perché noi siamo gli untori e responsabili dei continui aumenti nelle zone dell'ospedale, praticamente nei casi di positività. Perché l'ha studiata molto bene sta pandemia, perché abbiamo veramente, dopo è logico, ma ognuno fa forza, però 15.000 sì, ce ne vorrebbero, però secondo me siamo già in ritardo, dovevamo andare in piazza già in aprile-maggio secondo me, come la vedo io, dopo un parere personale. Va bene Sabrina, l'ultima cosa che ne approfitto, perché l'hai detto tu prima parlando in generale, che hai doti di preveggenza, io ti ho sempre detto che sei una strega buona. Come lo vedi in generale 2021? Riuscirà nonostante tutto l'Italia a tirar fuori le unghie e superare questo momento? Devo essere sincera o devo... Devi essere sincera, come sempre lo sei. Come la vedo? Secondo me sarà un bagno di sangue, come la vedo io. Anche perché tanti non hanno ancora visto, e anche l'altro fattore importante, tanti non hanno ancora visto un centesimo di cassa integrazione da settembre. Ho amici che lavoravano in ristoranti prestigiosi di Venezia che non hanno ancora visto un centesimo, e i soldi prima o poi finiscono, e secondo me la mazzata arriverà tra l'estate e il 2022, perché si cominceranno a tirare le prime somme lì, perché purtroppo è appena iniziata secondo me. Grazie quindi a Sabrina Guarnieri del Polso dei Desideri per la sua disponibilità, per averci concesso questa intervista al volo. E che dire Sabrina, ricordiamo che sei Adriota dell'anno 2021. Grazie a te Leandro, è stato un piacere. Ciao Sabrina, grazie.